Buongiorno a tutti, 29 agosto 2022, anche agosto se ne sta andando. È più di un'ora che sto combattendo col PC per avviare questa live e sinceramente non so se funziona perché è tutto bloccato il PC, devo utilizzare un altro browser, ma io uso sempre Chrome per qualunque cosa. Mi sembra che sto collegato su Twitch col telefonino e funziona, su YouTube e Facebook non ne sono sicuro. Vediamo se c'è qualcuno collegato. No, ancora no, che mi poteva dire se funzionava tutto. Comunque, niente, questa live è dedicata ad altri due PC, tra l'altro altri due PC che facevano parte dei PC della mia RAN, cioè Room Area Network. Mi ero inventato questo termine nella vecchia live, non penso esista un termine del genere, cioè della mia piccola rete locale dentro la mia cameretta. Io avevo diversi PC, tra l'altro anche come abbiamo visto nella vecchia diretta un case di PC che conteneva solo periferiche SCSI e con un adattatore AL che andava dietro, la piattina SCSI a 50 poli connessa a tutte le periferiche. C'erano due hard disk, ricordate c'era un DDS, Digital Data Storage, DSS 3 dell'HP, e poi c'era, mi sembra, masterizzatore e lettore della Plextor per masterizzare e leggere i CD. Tutte queste periferiche SCSI erano unite con una piattina 50 poli e poi questa piattina veniva portata fuori, tra l'altro con un connettore ultradenso, con un adattatore da 50 poli a ultradenso 68 poli. Ok, e quello era attaccato poi ad un PC che c'era la scheda madre che controllava tutto. Prima di vedere, come avete visto nella descrizione, oggi vedremo anche un Net Server i60, quindi parleremo anche a grandi linee delle differenze tra client e server, quindi che differenza c'era tra un PC e un server, anche se magari vedendoli esteriormente sembravano molto simili, perché all'epoca molte marche HP, Dell, eccetera, facevano, sto vedendo se l'audio arriva correttamente, sì, facevano dei server anche tower molto simili ai PC normali, erano molto simili anche alle workstation. Le workstation erano dei PC a metà tra server e client. Allora, giriamo le telecamere, la telecamera, una è, ecco qui. Allora, questo mi si è tutto completamente arrugginito, poi vi farò vedere gli sportelli. Questo c'è scritto qui davanti Jet Robot, io perché adesso già ho collegato dietro tastiera, mouse e monitor. E qui tra l'altro una cosa molto comoda, in uno slot da 5 pollici c'era l'alloggiamento per diversi CD, è un porta CD questo, ce ne andavano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CD in uno slot da 5 e un quarto, 5,25, insomma 5 pollici e un quarto. Qui c'è un removibile, un hard disk removibile, mi sembra, non so se è IDE o SCSI, tra l'altro è a molla, mi sa che per aprirlo bisogna fare così, ma non mi ricordo. Vabbè, dentro c'è un hard disk, vedremo se parte che hard disk è. Vedete, questo è un removibile, ve lo faccio vedere da vicino, eccolo qua, hard disk removibile. Vediamo, rimettiamo la chat, se no non capisco niente. Hard disk removibile, qui a molla, open, dice tira qua, forse devo, non mi ricordo questo come si apriva, senza che faccio danni, la molla ancora funziona. Allora, tutte cose che facevo io queste.
Ok, attaccato. Qui c'è sempre un lettore Ultraplex della Plex Store, Ultraplex, e sotto c'è un DVD Brighter, il DVD 300i dell'HP. Ok? Allora, attacchiamo la corrente, qui fa un botto che non finisce mai, finiamo la diretta e via, perché vedendo il case è tutto arrugginito. Corrente attaccata, non è successo niente. Allora, vediamo se accendiamo. Qui lampeggia tutto. LED rosso, LED verde, LED giallo qui tutto acceso. Ho sentito il reset di un hard disk. Si è sentito pure. Allora, i masterizzatori e il lettore sembra che si aprono. Questo hard disk però c'ha qualcosa che non va. E anche dentro c'è qualcosa che non va. Jet robot. Allora, vediamo se riusciamo a far partire Jet Robot. Va. Ci cominciamo a dedicare, così vi faccio vedere anche in che condizioni è ridotto il case. Purtroppo questo è stato proprio dentro un box, ma questo c'è addirittura dentro un box, forse dal 2006, prima. 2006 mi sembra ieri a me. Vabbè. Allora, andiamo ad aprire. Allora, guardate, sportello laterale completamente. Questa è tutta ruggine, la telecamera non la riesce a rendere, tutta ruggine, tutta a puntini sta cosa. Ecco, così si rende meglio. Guardate, tutta a puntini, tutta arrugginito, tutta ruggine. Non è che non si può recuperare, volendo. Se io ho recuperato l'amplificatore che era messo anche peggio, l'ho tutto smontato, l'ho grattato con la carta vetrata e poi l'ho ridipinto con la bomboletta, è ridiventato nuovo. Tra l'altro pure questo colore si trova pure facilmente, c'è anche martellato questo colore. Il martellato sembra che è stato preso a martellato, invece è proprio la vernice che gli dà quell'effetto. Sto smontando anche quest'altro lato per farvi vedere. Guardate, questo è rovinato completamente, vedete? Quindi questo sicuramente, poi gli altri case li ho pure buttati là, stanno ancora lì, non è passato nessuno a prenderli, però appena passano io glieli do. Allora, vediamo che scheda madre c'è qui dentro. Adesso lo appoggio così. Allora, ci stanno un sacco di hard disk qua dentro, ragazzi. I condensatori sembra che stanno bene. La scheda madre, cazzo di scheda madre è una Asus A7V8X. C'è una bellissima scheda SCSI, c'è anche una scheda, no, questa è, sì, una scheda TV. Una scheda TV, c'è una scheda TV dentro ci stanno 1, 2, 3, 4 hard disk, lettore floppy, 2 masterizzatori. Mamma mia la roba che c'è sta qua dentro. Allora, RAM mi sembra che è una DDR. Questa non si capisce. 256, sì, 256 mega. Mamma mia. E questa sarà un'altra 256. Ma che c'è sarà? Windows 95 qua sopra con 256 mega di RAM, boh. Ma forse non riesco a rimetterla neanche sta RAM, ma che c'ho? Non so io che c'ho, cosa qui, questo è stato abbandonato troppo tempo, non ripartirà mai. Non si riesce neanche a mettere bene la RAM. Rovinato. Allora, e noi ci riproviamo. Lì è comparso qualcosa, ma di che? Quando premo il reset qualcosa si sente che fa, però questo è andato proprio.
fa bip, non fa niente, solo che adesso accendere gli hard disk sembra che fanno il reset correttamente. Allora, proviamo ad accendere completamente senza RAM, vediamo che succede. Potrebbe pure essere una delle schede con la SCSI, che ne so. Questo è proprio andato, sto PC qua è andato completamente, non dà proprio più segnali di vita. Per un'ultima prova voglio provare a mettere questa RAM qua, tutta roba che quando l'ho riposta funzionava perfettamente, quindi allora, ma non ci riesco proprio a mettere neanche la RAM dentro. Rovinato. Come abbiamo già detto, non conviene metterci le mani e mettersi a riparare con tutto, e questo è uno di quelli miei, quindi niente, non dà segni di vita in nessun caso. Qui c'è l'altoparlantino, e qui c'è un foglio di carta, perché l'hard disk poi toccava lì, chissà che foglio di carta è. Allora, voglio provare a togliere la scheda video, diamo un'occhiata a questa scheda video, tra l'altro c'è una ventola aggiuntiva sta scheda video, mi ricorda tanto Nati sta scheda video, AGP 1x, questa è proprio le prime AGP, questa è una c'è una ventola sopra così accroccata, potrebbe essere schede video AGP, dove l'avevo messa, che non mi ricordo, vediamo se trovo un'altra scheda video. Questa che è? Questa PCI, eccola, una scheda video AGP, via, ho trovato una scheda video AGP, via, proviamo a mettere questa. Ah no, ma questa è AGP, perché quello è AGP 1x, fa un bagno. Ma è andato una scheda come quella, non la trovo, no. Io ho tutte così, capirai, una scheda video che va qui non la trovo io. No, perché gli manca uno spacco. Questo c'ha due tagli qua e questi ce n'hanno uno solo, questi tutti 4x, quelli AGP 1x, non erano compatibili. Qua andavo, questa, eccola va, Nati, eccola qua, vi faccio vedere la differenza. Vedete che uno impara sempre cose nuove. Vedete la differenza? Sono tutte e due AGP, tutte e due VGA, solo che questa sotto ha due spacchi, vedete? E questa sopra ce n'ha uno solo, e quindi non me ce va. Però intanto abbiamo trovato questa, proviamoci a mettere questa. Questa ci va tranquillamente. Ma tutto per vedere che c'era dentro sto PC, niente di più, perché secondo me è inutilizzabile questo PC. Però così per uno sfizio, connettore attaccato bene, niente, non dà segni di vita. Noi ristacchiamo e
che volevo fare? Volevo spostare un'altra volta, l'ultima volta la RAM, poi basta con questo PC perché già mi ha fatto perdere troppo tempo. Questo lo smonto offline. Vabbè che vi volevo far vedere quello che c'era dentro, ve lo faccio vedere e ve lo illustro volentieri. Proprio zero. E questo mi dà da pensare che potrebbe essere pure l'alimentatore che non ce la fa. Boh. Sta roba elettronica, e qui c'è sta pure un terminatore che rompe le palpebre, che dà fastidio, insomma. Ho andato via il terminatore. Scasi, c'è il terminatore, qui è tutto scasi. Ma qui non è una questione di RAM purtroppo. Questo mi sa che stava attaccato all'altro PC, c'è proprio il connettore qua, uguale. Adesso vi faccio vedere allora, vediamo un po' qua, se io stacco questo, niente, lo stacco da qui, ho liberato sta scheda, ok? Allora, questa è la scheda video che c'era attaccata, con una scheda aggiuntiva, non so se ce l'ho messa io sta ventola, cioè con una ventola aggiuntiva, no, con una scheda, non mi ricordo se ce l'ho messa io o se già c'era. Comunque fa fatica a girare, ma questa pulendola poco poco gira un'altra volta. Questo condensatore a me sembra che sta bene, quindi sarebbe da provare su un altro PC. Questa Creative Labs, ma che è una Creative questa, GB0010, vedete, è una VGA AGP. AGP si vede benissimo che è AGP. Vabbè, e questa è la scheda video che c'era attaccata. Adesso vi faccio vedere la scheda SCSI. Stacchiamo, anche perché così voglio provare se è lo SCSI che gli dà problemi. E questa era una scheda SCSI che costava tipo 800.000 lire, una cosa del genere, costava uno sproposito. Allora, guardate che anima di scheda SCSI, questa è Ultra LVD SE, vedete la scritta Ultra 2 LVD SE. Questa permetteva di fare anche montaggio video non lineare. Ecco il connettore SCSI esterno 68 pin ultra denso. Guardate, questi sono i connettori interni, vedete? Allora, questa scheda si poteva attaccare a qualunque cosa. Questo è il connettore, guardate, questo qui. Questo è il connettore della piattina normale che c'aveva anche Amiga 50 poli. Questo è un connettore ultradenso e questo è un connettore ultradenso. Ultradenso in inglese ultra wide. Ok, questo è il processore che controllava tutto. E questa è la cache che c'era sulla scheda SCSI. Queste sono schede che costavano talmente tanti soldi che Dio solo lo sa. Adaptec, questa è una 2540, non riesco neanche a leggere, vabbè. Allora, levata anche la SCSI, proviamo se era la SCSI che gli dava problemi. Accendiamo, vediamo un po'. Si accende qualcosa lì? No. Ora faccio vedere pure la scheda TV e poi passiamo subito al net server. Allora, basta. E questa è la scheda TV col suo bel modulatore.
Questa è pure satellitare, ma questa è una iPhone, è una scheda TV, c'è l'ingresso anche per il telecomando. Guardate, questa è una iPhone, questo è il modulatore ed è una scheda TV, permetteva di ricevere i canali Rai, Mediaset direttamente sul PC e poter anche registrare, mi pare in MPEG 1 o massimo in MPEG 2, le trasmissioni. Non era malissimo come scheda iPhone. Vedete, questa è una scheda TV, c'era anche l'ingresso, mi pare questo nero è l'ingresso per il ricevitore infrarosso perché c'aveva anche il telecomando, e poi c'è l'uscita audio, eccolo qui, l'uscita audio, e poi c'è l'S video per attaccarla poi a un televisore e quindi per poter vedere la TV anche su un televisore e non sul monitor del PC. Bellissima sta scheda, la scheda TV, e l'abbiamo smontata da qua dentro. Qua dentro quindi rimane da vedere tutti gli hard disk scasi che ci stanno, che so 2 hard disk scasi, uno IDE e poi il removibile, da riuscire ad aprire il removibile. Ultimo test con quest'altro banco di RAM, ma tanto non è un problema di RAM qua, assolutamente non è un problema di RAM. Ok, ultimo test, andiamo ad accendere e via. Niente. Va bene, questo lo decretiamo da buttare e quindi devo andare a recuperare qui. Adesso aspettate, stacchiamo tutto. Prima però già l'avevo aperti masterizzatore e lettore per vedere se c'erano CD dentro vecchi, roba mia di quando ero piccolo. Vediamo un po'. Qua non c'è niente. Qua io ho staccata la corrente, giusto. Allora andiamo ad attaccare la corrente. Sì, non c'è niente dentro. Ok, stacchiamo tutto. Io qui rimanderei dentro anche gli spinotti che riportavano l'audio davanti. Ok, allora, oh la santa miseria. Allora, guardate amici, allora, per far entrare più hard disk ci avevo messo questo questo è un adattatore che serviva per attaccare sui slot da 5,25 anche gli hard disk da 3,5 o i floppy che andavano dentro lo slot più piccolo. Io l'ho messo per verticale per poterci avvitare. Qua sotto c'è un hard disk, questa è la piattina ultra densa scasi, pure queste costavano un sacco di soldi. Piattina ultra densa scasi, ecco, qua c'è il terminatore, quello che vi dicevo, vedete questa scatolina, il terminatore scasi, qui c'è un hard disk IDE, qui sono 1 e 2 hard disk scasi messi uno addosso all'altro, processore, chipset, questa è la scheda video che vi ho fatto vedere, ci abbiamo messo al volo, scheda madre, ventola per far circolare l'aria nel case, queste girano tutte, queste ventole, questo è removibile, questo è il cassettino che vi ho fatto vedere davanti, qui basta premere, ecco, mo si è rotto, no, ecco, e qui dentro ci si potevano mettere dei CD, quelli che uno usava di più, ok? Io la usavo con la Mediator per collegare console o videocamera e vedere uno schermo amica, anche sì, sono in entrata i connettori della scheda TV, non in uscita. Vediamo un po', sicuramente hai ragione, perché allora vediamo un po', visto questo, ecco la Typhon, immagino che ti riferisci, Mirko, alla mitica Typhon. Allora, qui c'è scritto
S-Video CCD. S-Video CCD. Video, audio, remote e TV. Ovviamente qui questo grande ci andava collegata l'antenna. Adesso qua non c'è. Poi c'è sta remote, che come ho detto io è il telecomando. Remote è il telecomando. Poi c'è audio, che dal colore però non sembra un'entrata ma sembra un'uscita. Ok? Audio è verde oliva. Di solito il verde oliva è un'uscita. Ok? E poi c'è questo che dice video, è il video composito, e l'S video. Questo potrebbe essere, come dici tu, potrebbe essere anche un'entrata perché non c'è scritto il verso, di solito c'è la freccia, c'è disegnato il computer con la freccia, se entra o se esce. Quindi potrebbe essere che ci si poteva collegare un segnale video composito, quindi una telecamera, un'amica, quello che vi pare, un Commodore 64, qualunque cosa avesse un videoregistratore, quello che c'aveva pure i lettori DVD, i primi uscivano in video composito anche, o in S-Video, attaccare qua o qua e quindi tramite questa scheda si poteva poi andare a registrare. Può darsi pure che c'era il picture in picture, quindi uno sul PC vedeva sia le trasmissioni che del modulatore e sia ciò che entrava da queste due porte. Ovviamente la S-Video poteva accettare in ingresso anche l'audio, quindi se uno aveva un connettore, una videocamera S-Video, su questo connettore poteva connettere sia audio che video e quindi poi uno sceglieva quale audio ascoltare. Non era malissimo questa Typhon, questa scheda TV, Magari, ecco, io mi ricordo, Mirko che faceva MPEG 1 o MPEG 2 quando registrava? Io non mi ricordo, mi sembra che faceva MPEG 1, però non mi vorrei sbagliare. MPEG 1 faceva i super video CD per capirci. Video CD, super video CD. Quindi non poteva fare i DVD in MPEG 2. Quindi questo l'abbiamo visto e adesso dobbiamo tirare su una cosa che pesa parecchio, tanto la tiro su io. Allora, guardate che spettacolo. Eccoci qua. Questo è il Net Server E60 dell'HP. Aspettate un attimo che lo metto qui perché gli faccio un paio di foto. Questo usciva con Intel Inside Pentium 2. Questa era la versione col Pentium 2. Allora, mi serve il cellulare. C'hai DJ Harry su Twitch. Allora, fatemi fare una foto. Anche il cellulare mi funziona più oggi. Oggi non mi ha funzionato né il PC. Vediamo che se ne va. Ok, foto le abbiamo fatte. Ok, allora andiamo avanti. Eccoci qua, Net Server E60 della HP. Ve l'avevo promesso, roba tutta scasi, così andiamo a vedere le differenze tra client e server, ve le dico anche a voce, ne parliamo, però prima proviamo ad attaccare. Vedete qua ancora non c'erano i colori e quindi c'è disegnata proprio la tastiera sul connettore PS2 della tastiera e c'è il disegnino del mouse sul connettore PS2 del mouse. Allora, video, tastiera e mouse attaccati, attacchiamo la corrente, vediamo che succede. Sentite che casino, sono tutte ventole queste, neanche questo pensa di partire, però i server avevano il BIOS un po' più lento. Sentite che casino, mamma mia, stacchiamo tutto. No, sta a fare un macello, rumori strani. Quindi, allora, ovviamente essendo un PC molto vecchio come già abbiamo incontrato,
questo si leva si leva tutto il coperchio insieme, non c'ha lato destro, lato sinistro, questo si levano tutte e 6 le viti. Ammazza che casino che ha fatto. Mi sa che pure questo farà una brutta fine da cassonetto, purtroppo. Ce n'ho qualcun altro di Netserver 60. Mi piange il cuore perché queste erano macchine che costavano decine di milioni, decine in lire, decine. Poi vennero tutte buttate quando cominciarono a uscire i server da rec che consumavano, mi sa, 1/10 di quello che consuma questo. Questo solo per accenderlo devo stare attento a non accendere l'asciugacapelli insieme, è buono. Allora, vedete, questo per aprirlo, ecco qua, vedete come si aprivano una volta i PC? Ecco, i PC, i server, in questo caso è un server. Allora, Netserver E60, anche questo lo possiamo mettere così. Allora, mamma mia la RAM che c'ha, ok. Poi c'ha un sistema di raffreddamento incanalato doppio processore. Che spettacolo. I condensatori sembra che stanno tutti bene. C'ha 1, 2, 3, 4 hard disk, masterizzatore, lettore e floppy. Mamma mia, 4 hard disk, on board c'ha ovviamente lo SCSI, c'è anche un'altra scheda SCSI ISA on board, ISA 16 bit, poi c'è la scheda di rete, c'è una scheda audio aggiuntiva PCI. Mamma mia, questo era super equipaggiato, c'ha tutta la RAM popolata e 2 processori Pentium 2. Perché non è partito? Tacci QAS. Niente, questi sono gli hard disk che sono arrivati. Sicuramente gli hard disk stavano in RAID 5. Ma poi si spegnevano ovviamente. Allora, mentre stacco tutti questi hard disk, che ce ne sono 4, vi dico, allora i server erano ingegnerizzati per stare accesi H24 sempre e non dovevano dare il benché minimo problema, quindi venivano studiati con dei appositi come questo convogliatore. Vedete che anima di convogliatore? Mo se riesco a smontarlo io, certo che ci riesco, perché no? Ve lo faccio vedere. Ecco, questo è il convogliatore che convoglia l'aria proveniente da una ventola, la convoglia direttamente sulle due CPU tramite questi due convogliatori. Ok? Praticamente che succedeva? Che il server poteva rimanere sempre acceso senza rischiare di andare in surriscaldamento. Ovviamente le ventole erano tutte a velocità progressiva, quindi man mano che alzava la temperatura le ventole giravano più veloci. Ecco, questa che sentite è la ventola che sta al massimo. Adesso proviamo a staccare prima i processori. Niente, non parte nulla. Allora, i processori è facilissimo da staccare perché hanno due, eccoli qua, i famosi processori. Questo tra l'altro è un Pentium 3 slot 1. Guardate, Pentium 3 slot 1. Questo secondo me è abbastanza introvabile perché i Pentium 3 poi divennero quadratini praticamente. Questo invece è un processore Pentium 3 slot 1. Guardate che spettacolo. E quell'altro deve essere uguale perché per essere biprocessore il server deve avere due processori identici, altrimenti sto fatto di essere biprocessore non funziona. E infatti anche questo è un Pentium 3. Tra l'altro quindi c'era pure il BIOS aggiornato perché questo usciva con i Pentium 2. Vedete? Secondo Pentium 3. Allora qui perché la cosa non mette a fuoco e io ho bisogno di più luce per poter leggere. Pentium 3 550.
Allora, proviamo a rimetterlo. E poi c'è un sacco di RAM. Cioè. Allora, i condensatori qui stanno tutti quanti bene, quindi non penso sia un problema di condensatori il fatto che non parta. Ragazzi, lo sapete che io una volta questi li cambiavo proprio come un attimo. Adesso non riesco a mettere più il processore a posto, mannaggia. Quanti non riparati di questi. Niente. E neppure aggiornati tanti. Oh, 1 e 2. E rimettiamo a posto anche questo. Ecco, poi quando uno si ricorda, tac, tac. Allora, proviamo a levare un po' di RAM e vediamo. Allora, la RAM SDR 256 MB, questo ci può servire per quel PC che abbiamo visto. Qui c'è sta una SDR 256 MB, ce n'ho 4 dentro sto PC, dentro sto server. Dai PC, server. Vediamo un po' adesso, avendo rimosso un attimo la RAM e le CPU, vediamo che succede. Succede che non sto facendo più niente, sì. Niente, non ne vuole sapere di partire, mannaggia, oh. Net server E60, ma guarda che mi piange il cuore a me. Tutte uguali ste RAM, 256 x 4. Questo sta fermo da tanto tempo. Dacci mia. Vabbè. Anche perché al giorno d'oggi con sto coso, ma che ci fai? Quello è poco ma sicuro. Che ci fai con sto attrezzo? Così uno sogna tanto una bella macchina e poi tanto quando ti arriva a te è talmente obsoleta che non ci puoi fare niente. Belle macchine, le belle macchine d'epoca sono ancora belle, ma questi PC qua, queste cose qua, chi non c'è cresciuto, chi non ci ha lavorato non c'hanno valore. Per quello che intendo buttare tutto. Funziona niente qua, ma niente, stacco pure il connettore qua, IDE, tutto stacchiamo via. Aspetta un attimo, qua non c'è neanche un CD, questo neanche si apre, sì, si apre, ecco. Niente, ragazzi, voi ditemi, scrivetemi se succede qualcosa, ma non mi pare succeda niente. Che peccato, ragazzi. Allora, un'altra cosa che mi fa piacere smontare qui è sta scheda SCSI ISA. Guardate che spettacolo. Queste pure le video erano particolari. Scheda SCSI ITA, sì, ISA. Vedete, questo è il connettore che sembrava parallela, ma parallela non era perché è uno SCSI. Ok. Madonna mia che ricordi. Symbius Logic. Quindi non è una Adaptec questa. Vediamo un po' se era quella che gli poteva dare problemi, ma dubito. Chissà chi è che gli dà problemi qua. Questo è il floppy. C'ha pure due controller IDE a cui è attaccato solo un masterizzatore. Dai, esatto. Morta.
attacca pure l'ide, così c'è solo il floppy attaccato. Niente, non funziona. Due processori attaccati, lì non si vede nulla, non si vede nulla. Capirai, qua te voglio per smontarsi il disco. Ci vuole un boato qua per staccarsi il disc, anche perché sta macchina è da macero proprio, che te vedevo lì. Questa pesa una tonnellata, conviene proprio smontarla. Voglio far vedere qua. Sto capo mi pare che costava una cosa come 100 euro, se questo capo qua, tra l'altro passante pure su, ci stavano i passacavi. Guardate sto cavo, mi pare che costava 100.000 lire sto cavo. Sto cavo c'ha un terminatore attivo qui attaccato, ok, direttamente connesso, e tutti i connettori ultra wide, ok, quindi il cavo stesso è ultra wide. Tra l'altro da una parte va sulla scheda madre, questa parte va sulla scheda madre, e poi da qui in poi, tra l'altro questo mi si è pure scollato, questo stava attaccato sul case, è uno dei passacavi, e questi tutti sugli hard disk o sulle periferiche, ok. Guardate che è un macello, purtroppo queste macchine quando non partono conviene veramente smembri tutto, ti mantieni quello che ti piace e via. Allora, guardate qua pure cosa c'è, ragazzi, pure questo costava tipo 30.000 lire, tutto di plastica, adattatore per CD, masterizzatore da scasi normali 50 poli, quindi questo lo metti dietro al masterizzatore o al lettore, scasi normale, e diventa scasi ultradenso. Vedete? Tutto completamente di plastica questo, ci stanno pure di metallo, però questo era tutto di plastica e sta dietro all'ultraplex. Stava, adesso l'ho levato da dietro all'ultraplex. Allora, vediamo anche qui se io ho staccato pure il floppy, via. Sto levando tutto in modo da vedere se riusciamo a farlo almeno riaccendere sta macchina, ma non penso proprio. Sta scheda madre, che è proprio dell'HP Net Server E60, è spettacolare sta scheda madre, non c'è niente da dire. C'ha la scheda di rete on board, io ci avevo aggiunto sicuramente per un'altra LAN verso un altro server, qualche altra cosa, per fare i backup più veloci, perché io ragazzi, queste macchine poi io dovevo fare il backup, ma non tutte le macchine, come vedete pure questa c'ha tanti hard disk, però non c'ha l'unità di backup a nastro. L'altra volta abbiamo visto un'unità di backup Digital Data Storage DSS 3 su un case che io avevo adibito a contenitore di periferiche, ok? Per connettere uno all'altro, al di là di quello che mi ero inventato io, ma tra server non si poteva fare di mettere un connettore SCSI che va da una parte all'altra, quindi io mi inventavo con queste schede di rete, le Tricom, ad esempio questa è una Tricom 35905, sì, con le Tricom 35905 che erano a 100 megabit, mi inventavo un cavo intrecciato e collegavo le due macchine in rete locale, cioè una rete a due punto punto con un cavo crossed, si chiama, un cavo intrecciato, e gli davo IP io, condividevo su quegli IP gli hard disk, e a quel punto era diciamo a 100 megabit, molto veloce, più veloce sicuramente della periferica a nastro che faceva il backup, e quindi riuscivo a fare il backup in tempo reale senza andare a pesare però sulla scheda di rete principale su cui accedevano gli utenti che andavano a leggere i file o andavano a leggere il web server, qualunque cosa c'era installato qui sopra, io adesso non mi ricordo, so solo che questi dischi sono ben 4, quindi sicuramente erano in RAID,
ma questi adesso per levarli divento matto, perché va levato tutto. Vediamo un po' se, perché l'HP non era male. In teoria io svidando 3 viti smonto tutto il castelletto dei dischi. Guardiamo, va. Se svidando 3 viti, ok, forse svidando 3 viti forse viene via tutto il castelletto dei dischi. Vediamo un po'. Il bello è che questi li ho montati tutti io, questi server, queste cose, tutti questi dischi che voi vedete. Vediamo un po' se ho idea, se è così, perché i server si dovevano pure riparare dal punto di vista hardware in poco tempo. Sì. Mamma mia, pesa una tonnellata. Comunque vi posso far vedere il castelletto di dischi. Eccoli qua, tutti ultra wide, vedete? Connettore ultra wide. Guardate che spettacolo. Ovviamente dietro qui vado a levare un minimo di polvere. E qui ci sono il retro dei dischi. E questi erano montati, vedete, con le viti. Castelletto di dischi, tutto in metallo. Infatti solo questo pesa una tonnellata, perché poi i dischi scasi pure loro pesavano. Quindi conviene metterlo qua così. E a questo punto lo stiamo a smontare, lo stiamo smembrando sto server. Non mi piange il cuore a me, perché queste ovviamente queste sono cose particolari, quindi l'alimentatore è particolare, a parte l'evento, vabbè, i processori, però mi pare strano che proprio non dà segni di vita, mi dispiace proprio. Vedete sulla scheda madre c'è scritto il processore con la scritta Adaptec, perché c'ha lo SCSI. Quei dischi stavano sicuramente in RAID, non li leggerò mai più. Forse li devo mettere, no, quelli sono RAID HP, non sono RAID Windows. Il RAID 5 funziona su tutte le macchine con la stessa teoria, ma la realizzazione pratica di come vanno salvati i dati dentro poi è diversa, a seconda se il RAID l'avete fatto con Windows, con Linux, direttamente con i controller SCSI, con i BIOS delle macchine. Quindi diciamo i dischi, quelli se stavano in RAID, i dati sono belli che andati, a meno che non li metto. Io ho 4 o 5 di queste macchine qua, di questi NetServer 60. Se li metto così come stanno su un altro NetServer 60 che ha lo stesso Adaptec, l'Adaptec va a leggere la struttura RAID dell'hard disk e forse li riesce a leggere, altrimenti i dati là sopra sono andati. Niente, qua non parte proprio un tubo. Allora, la scheda è sempre AGP anche questa, e noi proviamo. Guardate che stiamo smembrando un server. Allora, questa è la scheda video, leviamo anche la scheda video, magari è lei che non fa parte niente. Vediamo quanti scatti c'ha questa ce n'è uno solo. Adesso ora metto questo. Qual era? Ah, di 3D Rage quella, ammazza, perché tanto non serviva una super scheda video. Io spesso e volentieri con PC Anywhere mi ci collegavo da remoto a queste macchine. Ok, quindi la scheda video andava bene una 640x4. Oddio, sul monitor locale qualche volta ci si andava a lavorare, molte volte c'era un solo monitor, una sola tastiera, un solo mouse col KVM, keyboard video mouse, uno switch. Quindi ciao Massimiliano, benvenuto. E niente, qui ho fatto, allora, per l'altra volta su 2 PC tutti e 2 funzionavano, stavolta su un PC e un server nessuno dei 2 ha funzionato, e quindi adesso sono le 2, mi devo pure sbrigare. Niente, questo è un server NetServer E60 biprocessore, c'aveva 1 giga di RAM,
che per l'epoca era tantissimo perché i banchi di RAM sono da 2,56, e adesso lo salutiamo definitivamente. Smonto tutto, finisco di smontare tutto l'Amba Aradam fino a che ci arrivo, perché poi devo preparare da mangiare per mia figlia. Allora, cavi staccati tutti, processore 1 già ve l'ho fatto vedere, Pentium 3 slot 1, Pentium 3 slot 1, ok. Poi andiamo a smontare pure quest'altro, processore 2, Pentium 3 slot 1, eccolo qua, identico, Pentium 3 slot 1. Io devo fare spazio perché in sala hobby mi dovrò trasferire, infatti penso che questa sia l'ultima live che vedete da questa location, dopodiché cambieremo location, mi devo trovare un altro posto dove stare. Questo è il salone, estate finita, e quindi qui ci riservo il tavolo per mangiare, e quindi mi dovrò trovare qualcos'altro. Allora vi voglio far vedere le ultime due schede che c'erano qui, ok. Tra l'altro questi, tanto un masterizzatore lettore. Allora, questa è la famosissima scheda Tricom 3C905, queste sono uscite 3C905B, 3C905C, guardate, con i suoi 3 LED, vedete? Uno spettacolo. Queste schede io ne ho installate qualche migliaio, 10.000, boh, parecchie. E un'altra scheda che io ho installato parecchio, perché i PC prima non ce ne avevano di schede buone, è questa qua. Questa è la Creative Sound Blaster, ne abbiamo già viste diverse, Sound Blaster Live, Sound Blaster Gold. Questa si chiama Sound Blaster 128 Pro, vedete? PCI, Sound Blaster 128 Pro PCI. E questo c'aveva anche, questo è un amplificatore, ragazzi, questo è un amplificatore, quindi usciva il segnale già amplificato per le casse. Buono, questa è una bella scheda, Creative Sound Blaster 128 Pro. Vabbè, questa ce l'abbiamo messa noi adesso, ve la faccio rivedere. Quella che c'era prima era questa, una ATI 3D Rage, vedete? C'è scritto 3D su quel cubo, ATI. Questa è una ATI 3D Rage, quella che ci ho messo era una Matrox, questa era una G200, no, G100, questa è una G100 AGP, qui sono pieno di schede. Guardate questa con la scheda a panino, la sandwich, questa c'è una scheda aggiuntiva messa qui. No, la Reni Caverni è abbandonata. Vedete, questa è sempre dell'HP, sempre una Matrox con la scheda a panino. Questa aggiungeva, mi pare, il supporto 3D, messa così. C'è un processore, volendo la potremmo pure aprire, ma lasciamo stare, non l'apriamo, guarda, è inutile adesso, anche perché si è fatto tardi. Allora, qui poi ci stanno da smontare masterizzatore, lettore. Qui c'è il masterizzatore dell'LG e il lettore Ultraplex, sempre della Plextor, e poi c'è il floppy. Dopodiché mi sa che il resto rimane qua. Allora, il floppy ci può servire tranquillamente. L'alimentatore è un bellissimo alimentatore perché è un alimentatore da server, però non so se va bene. Vediamo un po' se riesco pure a liberare. Ok, diciamo che prima gli alimentatori non erano così, adesso sono tutti modulari pure per PC, ma adesso guardate qua tutti i moduli, tutti attaccati con le prolunghe, guardate i cavi che escono da questo alimentatore. Va, vi smonto questo, poi ci salutiamo. Ovviamente questo è un banco di RAM che mi può essere utile per quell'altro PC, bene, molto bene. Quello della Dell intendo, infatti dopo lo provo a mettere subito. Vediamo che se mi legge questa RAM, quello della Dell lo posso portare a 512, adesso sta a 128. Che c'era Windows XP là, non mi ricordo. Ok,
Allora, aspettate, ultima vite, e poi si dovrebbe levare pure sta alimentatore. Che roba, ragazzi, vai a pensare che poi queste macchine uno le deve buttare, niente, non si muove di pezzo questo, e c'è un'altra vite qui sotto, no, 1, 3, 4, niente, non si muove di pezzo sta alimentatore, fa niente, ve lo volevo far vedere, ma sembra come se ci fosse un'altra vite, ma non c'è. 1, 2, 3, 4, le levate tutte. Allora, una cosa che possiamo fare, lo rimettiamo dritto noi questo. Ammazza quanto è diventato leggero. Ah, sembra che non c'è un'altra vite, sta sotto qua. Pensate quanto erano. Ce se fa. Ah, per reggere tutto il castelletto della CPU ci stanno delle cose di metallo. Vabbè. Allora, vediamo se ci riusciamo adesso sì. Questo pesa, ok. Allora, ve lo volevo far vedere così poi ci salutiamo. Allora, l'alimentatore qui ci sono tutti gli adattatori, vedete? Gli adattatori P1, P2, P3 che fanno diventare quello che ti serve. Quindi questo era, tra virgolette, uno dei primi modulari che è uscito. Qua ci stanno tutte le tensioni. Power Supply Mode, sempre marcato HP. Questa, tutta sta roba marcata HP costava un sacco di soldi. Poi pure se ti si rompeva qualche connettore di questi e ti serviva, che ne so, questo connettore perché per qualche motivo ti si era rotto, apriti cielo di quanto costavano i ricambi, costavano uno sproposito. Ok? Vabbè, abbiamo disintegrato un net server 60, quindi qui è rimasto poco e niente. Vi faccio vedere anche uno dei banchi di RAM, tanto sono tutti uguali. Queste sono RAM SDR 256 MB l'uno, ce n'erano 4, ok? E lì ci stanno ancora un board da staccare. Da staccare c'è l'Ultraplex. Vi faccio vedere che è tutto ingiallito l'Ultraplex, ve lo smonto un attimo. Però a me ingiallito così, molti fanno retro bright, cose di questo genere. A me non piace fare il retro bright per un solo motivo, perché così si vede che è originariamente vecchio, proprio quello è. Cioè è vecchio e quindi si è ingiallito. Allora, fatemi levare. Sì, questo è l'Ultraplex. Mamma mia. Ma ce ne ho tanti ancora da smontare sti PC. C'ho tanti hard disk, come vedete, smontando solo uno ho rimediato 4 hard disk scasi. Eccolo qua. Questo ha fatto la storia, il lettore storico della Plextor Ultraplex 40 Max. Guardate che spettacolo. Questo ha fatto la storia, scasi ovviamente, e lì, come vi ho detto, c'era posizionato, questo è guidato, con questo spinotto, vedete, allora questo è scasi 50 poli, con questo spinotto, beati a voi, eccolo, diventava ultra denso, e così con una piattina sola di quella che abbiamo visto gialla, eccola, con questa piattina si poteva tranquillamente poi attaccare qua questa, così, ok. E poi questo, uno era terminato e quindi andavano tutte le periferiche, e qui andava sulla scheda madre. Ragazzi, è stato un piacere fare anche questo teardown. Lascio un attimo qua in bilico. Allora ragazzi, è stato un piacere fare anche quest'altro teardown, una live che è durata circa un'ora, e adesso ci scriverò ovviamente sopra: ho disassemblato un net server 60
disintegrato un NetServer 60 pronto per essere rottamato, e quello pesa parecchio, quindi fa molta cola, perché molti di questi che passano con i camion a ritirare cianfrusaglie, gli interessa molto il peso del materiale che uno gli viene dato. Allora, nella chiusura vi invito a seguirmi anche su TikTok, cercate Reni_J su TikTok. Se vi è piaciuto quello che faccio, quello che facciamo insieme, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella, mettete un like se vi è piaciuto. Sono anche su Facebook, mi trovate anche ogni tanto online, in questo caso pure su Twitch. Sto ovviamente pure su Facebook. Andate a vedere i link che stanno scritti sopra. Star Wars, partite sempre da classe74.it, lo scrivete nel browser www.classe74.it, da lì vi fa accedere poi a tutte delle varie sezioni di Amazon, e soprattutto poi al mondo del vinile, ReniJStore.it, il mondo del vinile.it, starwarsstory.it, legolando.it. Insomma, sono tutta una serie di siti dedicati a chi vuole fare acquisti su Amazon. Ok? Detto questo, a me non mi rimane che salutarvi. Sono le 2:16 di questo 29 agosto 2022. ReniJ vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima live. Come vi ho sempre detto, io non so quando vado in live, e quindi vi conviene attivare la campanella e per sapere tramite una notifica quando io apro una live. Ok? Grazie a tutti per essere stati con me in questa oretta, e vi do appuntamento al prossimo episodio. Un saluto a tutti da ReniJ, con le mani tutte sporche perché ho messo le mani dentro a dei PC molto molto vecchi. Grazie a tutti per avermi seguito, un saluto, ciao ciao ciao.